Autostart che ha acceso le luci, si va in partenza per la 7ª corsa all'Arcoveggio di Bologna. È il trofeo delle regioni, la finale. Sono in 9 al via, dato forfè Ultras Griff, non ci sarà quindi Ciro Ciccarelli. 1 Ushuaia B, Cristiano Pepponi, 2 Vento Spritz, Giovanni Bechis, 3 Montefato, Massimo De Luca, 4 Urder Ronco, Gaetano Caravello, 5 Zima Jet, Filippo Monti, 6 Undinando, Marco Scartoni, in seconda fila 7 Tosetta Spritz, Otello Zorzetto, 9 Top Gun America, Antonio Vitiello, 10 Vanguardia, Fabrizio Martinelli. Si ritrae Undinando, gentleman pronti a dar battaglia per se stessi e per il loro GDC. Urder Ronco cerca di scavalcare Vento Spritz, il quale rientra all'interno. Vento Spritz difende la posizione da Urder Ronco, il quale insiste all'esterno. Ushuaia B serrato sotto lungo i birilli. Zimajet che per il momento figura in quarta posizione, gli rientra Montefato, i primi 200 in 14,3 da parte di Vento Spritz, che ha respinto Urder Ronco, in pariglia Zimajet avanti a Undinando, quindi Top Gun America che ha anticipato Vanguardia e si mette già in terza ruota. La mossa da parte di Antonio Vitiello che aggira il gruppo e va a portarsi a tiro di Vento Spritz, il quale ha potuto rifiatare per 100 metri, ma ora vede la sagoma dell'avversario arrivare subito a destra, è costretto a riallungare Vento Spritz, lungo la corda c'è Ushuaia B, sbaglia Top Gun America che crea anche un po' di impiccio a Urder Ronco, il quale è sempre lì a soffrire allo scoperto. A questo punto si mette in mezzo alla pista ovviamente Vanguardia, anticipata però da Zimajet. Vento Spritz in vantaggio, Zimajet in terza ruota che cerca di aggirare Urder Ronco, poi Vanguardia, ancora Undinando davanti alle tribune, un paletto in 15,4, Vento Spritz leader nei confronti di Ushuaia B che se la sta godendo da seconda alla corda, avanti a Montefato, insiste Zimajet che va a lato di Ushuaia B, invece persevera in terza ruota Vanguardia al chilometro in 1,15,7, Vento Spritz sempre davanti nei confronti di Zimajet e di Ushuaia B, progredisce Vanguardia, poi sono chiusi lungo i birilli Montefato e Tosetta Spritz, si muove dalle retrovie Undinando, la dritta di là passata in 14,5, Vento Spritz in vantaggio nei confronti di Ushuaia B, Zimajet e Vanguardia che appesa lì in terza ruota da ormai 600 metri, Vento Spritz che è ancora in vantaggio, Ushuaia che la fila da vicino, Zimajet che prova a avvicinarsi sul passo, ancora Vanguardia, l'ultima curva passata in 14,6, Vento Spritz in vantaggio, prova ad andare all'attacco Ushuaia B, Vento Spritz che si difende, guadagna su Ushuaia B, Vento Spritz che stacca e vince, porta in Piemonte il successo del trofeo delle regioni. Al secondo finisce fortissimo Tosetta Spritz che non ha potuto correre, poi c'è fotografia per il terzo. Vento Spritz e Giovanni Bechis che portano in Piemonte il trofeo delle regioni. Alessandro Raspante al training, la proprietà del signor Giuseppe Sacco, il successo per Vento Spritz che vince comodo in batteria, si isola in finale nonostante gli attacchi prima di Urder Ronco a partire, poi di Top Gun America, al secondo è Tosetta Spritz, al terzo è Montefato. Il successo però è tutto per Giovanni Bechis, per Vento Spritz, per Alessandro Raspante, per Giuseppe Sacco.